del Vero 2020, la prima edizione della cerimonia di consegna di questo premio che ci auguriamo possa diventare il primo appuntamento poi di una lunga storia, che possa diventare anche tradizione per questa città, perché l'obiettivo che si pone questo premio è prestigioso, così come le ragioni che lo hanno fatto nascere. Ma prima di iniziare a parlarne io invito subito qui al mio fianco il presidente del Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP, Giuseppe Boscolo Palo. Intanto prende posto vicino a me e insieme a lui invito anche Cesare Bellò. Ancora non vado a svelare chi è perché ne parleremo dopo, sarà uno dei protagonisti di questo momento. Intanto invito gli ospiti ad accomodarsi perché desideriamo far entrare anche chi ci sta seguendo, magari nelle dirette Facebook. So che ci sono le pagine, alcune pagine molto seguite di Chioggia che sono presenti quest'oggi, Chioggia Azzurra, Chioggia News 24, quindi salutiamo chi ci sta seguendo in diretta. Ecco, desideriamo cominciare tutti insieme immergendoci nel territorio bellissimo in cui ci troviamo e anche in uno dei prodotti d'eccellenza di questa terra. Lo facciamo con delle immagini. Terra, lavoro,
autenticità abbiamo letto Radicio de Vero. Perché questo nome? Questo premio è stato pensato con cura, sì, dal nome, perché si è voluto giocare sul doppio significato che assume il termine vero, se letto nella lingua italiana oppure nel dialetto veneto. In un caso, infatti, vero è sinonimo di veritiero, di autentico, e già qui entriamo subito a parlare del radicchio di Chioggia. Il radicchio, che è il prodotto, come dicevamo, di eccellenza di questa terra, che si distingue da ogni altro tipo di radicchio e ha alle sue spalle un secolo di storia. È ottenuto da un seme autoctono che viene gelosamente conservato e tramandato dalle famiglie degli ortolani, che lo coltivano secondo uno specifico disciplinare nel territorio di 10 comuni che sono disseminati fra 3 province, quella di Venezia, Rovigo e Padova. Questo abbiamo detto quindi vero, autentico nella lingua italiana, ma vero in dialetto, come tutti ben sappiamo qui in Veneto, è anche il vetro, è il termine che indica questo materiale. E come mai oggi parliamo anche di vetro? Perché il premio, l'oggetto che costituisce questo premio è, lo vedete qui esposto, un cespo di radicchio realizzato completamente in vetro. È un'eccellente opera d'arte, va da sé, che il Consorzio ha voluto far realizzare ad un mastro vetraio di Murano. Si tratta di Stefano Dalla Valentina e poi avremo modo di vederlo, anche se a distanza, proprio perché non poteva essere altro che un caratteristico e storico mestiere artigianale della laguna veneta ad incontrare l'artigianalità, ad incontrare l'autenticità del lavoro degli ortolani che producono il radicchio. Quello del mastro vetraio è un ruolo riconosciuto in tutto il mondo e è una figura che è preposta a realizzare delle opere preziose. Questo premio vuole proprio premiare l'impegno e la costanza di uomini e donne che con il proprio lavoro hanno contribuito a far conoscere e valorizzare Chioggia e il suo territorio. Prima però di continuare, visto che ci troviamo a Chioggia, qui in sala ci sono alcune persone del posto, ci sono anche alcuni di noi che vengono da altre province, vorrei fare un saluto solidale da parte di tutto lo staff, della regia, di coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo momento, un saluto a tutti i giogiotti che nei giorni scorsi si sono trovati a dover lottare con le conseguenze del maltempo che purtroppo hanno flagellato la città, quindi un caro saluto, ci auguriamo che il sole di oggi sia di buon auspicio e che non si debba più ritornare a vivere questi momenti. E specifico anche, a beneficio anche di chi si trova qui, che questo evento non occorrerebbe neanche dirlo, oramai è compito di tutti noi, e in questo evento rispettiamo assolutamente tutte le regole anticontagio e grazie anche allo staff del mercato ortofrutticolo in cui ci troviamo, ci ha misurato la temperatura, eccetera, eccetera, come ovviamente tutti dobbiamo fare in questo periodo. Ma ritorniamo al premio, il motivo per cui è stato creato. Allora, in questo poi mi aiuterà il Presidente del Consorzio con il suo intervento, quindi lo spiegheremo meglio dopo, ma è stato proprio il Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP a pensare, a volere istituire questo premio per affermare l'originalità di un pregiato ortaggio nel panorama dell'orticoltura, non solo regionale ma anche nazionale. In Veneto, infatti, pensate, si produce più di metà del radicchio di tutta Italia e il radicchio di Chioggia è il primo per superficie coltivata e quantità di produzione, mentre in tutto il mondo si sono diffuse tipologie che provano ad imitarlo, però non lo eguagliano. Unicità e autenticità vere, quindi
quindi sono riassunte dall'oggetto del radicio del vero che vedete qui, ma anche il lavoro ne fa parte, insieme al conseguimento di quella produzione del territorio Chioggiotto, di cui anche il nostro Ladicchio è a tutti gli effetti l'ambasciatore. E allora ci stiamo avvicinando sempre di più con le parole, io lo faccio anche fisicamente perché è bello guardare quest'opera d'arte, ci stiamo avvicinando proprio all'oggetto, al simbolo che verrà diffuso anche nelle foto a partire da quest'oggi e diventerà proprio l'identità, l'immagine con cui verrà conosciuto il premio Radicio del Vero. Eccolo qui, lo vediamo, e adesso dobbiamo parlare anche di colui che lo ha realizzato, ovvero di Stefano Dalla Valentina, nella sua storica fornace, che si chiama Linea Valentina di Murano. Murano, isola in cui Stefano è nato e dove ha preso i primi rudimenti di quest'arte proprio dal papà Adriano. Un'attività, quella del maestro, del mastro Beccaio, che è partita nel segno della più profonda tradizione, ma che con la sua esperienza è andata anche arricchendosi di nuovi significati artistici grazie a competenze nella pittura. Stefano è anche pittore, nella scultura, nell'incisione e nella decorazione. Oggi infatti vengono realizzati nel laboratorio di Stefano degli oggetti che uniscono al materiale del vetro anche altri materiali come per esempio il legno, il marmo, il metallo. Ciò che ne risulta sono delle opere d'arte che trovano spazio ed esposizione in importanti manifestazioni dedicate all'arte vetraria e nei musei d'arte in Italia e all'estero. So che Stefano avrebbe desiderato molto essere con noi quest'oggi, so che lui ha accolto con grande onore la richiesta di realizzare questo premio, non ha potuto per impegni, però so che possiamo lo stesso sentirlo partecipe con un contributo video. Allora direi di iniziare a vedere questo contributo. Prego. Buongiorno Claudia, caloroso saluto a te, ai tuoi ospiti e ovviamente al nostro caro Presidente del Consorzio. Grazie Stefano, ovviamente ricambiamo questo saluto, vogliamo anche l'ironia di Stefano che ci porta il calore della fornace da cui ci saluta, sempre un luogo molto affascinante da vedere. Allora, se fosse stato qui con noi Stefano sarebbe stato curioso chiedergli: ma questa è la prima volta che ti capita di realizzare in vetro un cesto di radicchio? No, non ho mai prodotto un radicchio. Generalmente funziono vasi oppure radicchio oppure soffiate o massicce, a tema marino quali tartarughe, squali, pesci, oppure modelle come questa. Sì, allora la prima volta che a Stefano capita di realizzare un radicchio in vetro. Abbiamo sentito che ha realizzato molti oggetti curiosi ovviamente, anche specie animali marini, infatti non dimentichiamo che Stefano collabora con il Museo della Storia Naturale di Venezia e dove spesso vengono esposti per occasioni artistiche, anche per mostre temporanee, delle sue opere. Però il radicchio ci dice lui stesso che è la prima volta, e questo forse potrebbe anche farci pensare sul fatto che il mondo del vetro forse non incontri così spesso quello del radicchio. Ma andiamo avanti. Allora, ci sta parlando Stefano dalla sua fornace, un luogo, come dicevo, sempre molto suggestivo, e allora, anche se noi non siamo degli esperti della lavorazione del vetro, ci piacerebbe lo stesso sentir raccontare con che tecnica è stato realizzato questo premio. Il premio è una struttura soffiata, realizzata a monogramma, che significa che una volta preso il vetro all'interno del forno o le nostre umane canne d'acciaio, tiraggiamo con la massatura attraverso questi attrezzi. Sempre con questi attrezzi cerchiamo di arrivare alla fine al risultato
ovviamente si potrebbe studiare il contatto, prendere il vetro con l'argomento e fare una produzione in serie. Sarebbe molto meno pregiato e avrebbe un sacco di valore nel processo. Abbiamo scoperto quindi l'esistenza di questa tecnica, la tecnica a mano volante. Prima si sono viste anche alcune sequenze della lavorazione nel video di introduzione e dobbiamo dire che sì, il risultato è estremamente realistico, estremamente. Se lo mettessimo in mezzo ai cespi che abbiamo qui esposti, che fanno una grandissima atmosfera, credo al momento magari non lo riconosceremo. Sembra davvero un vero radicio. E adesso sarebbe anche bello fare una piccola riflessione insieme a Stefano e sentire la sua opinione sul fatto che una storica professione lagunare come quella del maestro vetrario abbia incontrato con questa occasione del premio Radice del Vero un mestiere altrettanto storico, che è quello dell'ortolano. Potrebbe forse essere questo l'inizio di una nuova esperienza, ovvero la laguna potrebbe arricchire la propria immagine, quindi presentarsi al mondo nel segno delle proprie eccellenze. Sentiamo che cosa ne pensa Stefano. Io penso proprio di sì. Abbiamo nel nostro territorio maestranze di eccellenza che nel nostro DNA sacrificio e passione che solitamente trovano solo conservatori. La passione che fa da Trévignon tra questi mestieri così connessi con questa terra. E adesso finalmente la parola al presidente del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia e GP. Ringraziamo Stefano Dalla Valentina per aver realizzato anche questo contributo, per essere stato in qualche modo con noi. Allora, presidente, le passo questo microfono, dovrebbe funzionare. Allora, il significato di questo premio, il suo valore, ci troviamo all'interno del mercato ortofrutticolo. Prego. Intanto buongiorno a tutti e grazie per essere venuti qua, con tutti i limiti ovviamente che questa emergenza ci impone. Perché abbiamo pensato come consorzio di fare un premio in questa fase molto delicata, diciamo, di un'emergenza sanitaria, ma noi la vediamo anche soprattutto come un'emergenza economica legata alla nostra attività. Noi già da marzo, quando è cominciato il lockdown, avevamo evidenziato molte criticità. I numeri del mercato, dei conferimenti, del valore espresso storicamente dal radicchio hanno subito un danno enorme, proprio perché l'oreca, la vendita all'export e i mercatini sono stati chiusi. Poi solo per la stagione primaverile avevamo perso circa il 45% dei conferimenti, perché siamo stati costretti, noi ortolani, qui sono un'azienda agricola anch'io, a buttarlo via tentando di riequilibrare la domanda e l'offerta. Non è avvenuto perché comunque abbiamo perso il 60% del valore. Quindi, poi tra l'altro riferiti a un anno precedente, che proprio l'abbiamo definito noi addetti ai lavori, l'anno horribilis per l'ortofrutta. Quindi dall'anno peggiore che il sistema ortofrutticolo aveva dovuto subire nel 2019 c'è stata questa mazzata. Quindi azzerando di fatto e anzi facendo perdere la redditività e quindi grosse difficoltà per le aziende agricole. Noi abbiamo voluto proprio in quel momento pensare a un premio non tanto, ma che desse la sensazione di infondere quella goccia di speranza, no? e di andare avanti.
E questa è stata la motivazione principale. Lo abbiamo voluto abbinare con la passione, con la manualità, no? Quindi ecco la ricerca. E poi anche un'altra ragione: Cesare Belò viene da Treviso, Castelfranco, no? E 22 anni fa loro hanno inventato il radicchio, che ha avuto e che ha un successo enorme di partecipazione, di coinvolgimento. Quindi un premio che sembra fuori dalla logica degli aspetti economici rientra in una logica di valore morale per un territorio che ha saputo in quel territorio coinvolgere gli aspetti vari dell'accoglienza, dalla ristorazione a tutto un sistema comunque, pensando alla strada del radicchio, all'associazione dei ristoratori del radicchio, cioè un sistema costruito in nome e per conto di questo prodotto, e che noi, proprio per i numeri, la Claudia ha detto prima, per il maggior numero di ettari investiti, per la maggiore ovviamente quantità espressa e per le percentuali che il Veneto, e quindi l'area a indicazione geografica protetta del radicchio di Chioggia e GP, esprime in percentuale rispetto a tutti gli altri radicchi. Noi siamo presenti tutto l'anno e quindi rispetto agli altri, quindi possiamo essere un veicolo importante sotto l'aspetto commerciale. Poi il nostro territorio, la Chioggia, non ha industrie, l'abbiamo sempre detto gli altri ciosotti, no? E quindi il valore del primario credo sia fondamentale. L'aspetto della pesca, ittico e l'aspetto agricolo si sposano bene. Noi abbiamo un grande valore, siamo in un'area, o siamo in aperta campagna, siamo in un'area costiera importante dove il turismo la fa da padrona. Quindi questi aspetti, coniugandoli, mettendoli insieme, possono creare quell'humus che possa essere di fertile prospettiva economica. Nessuno è ultimo, anche se oggi l'orticoltura chioggiota può considerarsi, lo dico io per primo, ultima sotto gli aspetti dell'economia. I valori espressi dal mercato ittico rispetto al mercato orticolo sul nostro territorio sono enormi come differenza. Vendere l'antico 30 centesimi non è che bisognerebbe fare talmente tanti quintali per creare le condizioni, ma 30 centesimi è un valore che non paga neanche i costi di produzione, quindi bisogna che ci sia un salto di qualità e noi stiamo tentando come struttura del mercato a creare le migliori condizioni perché si possa ripartire in questo senso, con l'apporto poi dei soggetti cooperativi che ci sono nel nostro territorio e che hanno una visione di queste difficoltà di prospettiva. Quindi ecco, il premio diventa l'occasione di speranza, l'occasione per creare i presupposti di rilancio del nostro settore. Oggi doveva essere presente anche l'assessore, ma poi lo dirà il nostro consigliere regionale presente, Marco Dolfin, ha avuto dei problemi, come purtroppo in questa fase gli hanno alcuni soggetti. Mi sento di dire che tra i premiati, se posso anticipare, oltre a Cesare Belò, vedete quindi 3 persone sono state individuate perché nella elaborazione nel coinvolgimento di una piccola commissione che ha scelto, dando delle indicazioni, dando il consorzio delle indicazioni, un premio all'economia piccola, dico Cesare Belò, certo. Per la cultura per Luca Donini, per tutto quello che ha fatto a livello di Arte, per il nostro territorio, anche e soprattutto per le Baruch in Calde, no? 24esima edizione.
e quindi portare il Chioggia in giro per il mondo, direi, perché non serve solo portarla ma anche nell'accogliere trovi estimatori. E poi per lo sport abbiamo indicato Franco Cerilli per tutto quello che ha dato a Chioggia nel suo ruolo di giocatore insieme con purtroppo compianto Paolo Rossi. Io ho provato anche a sentirlo, non risponde e capisco umanamente la figura di Franco in questo, e lo consiglieremo in un momento diverso. E quindi ecco, abbiamo voluto, attraverso anche un'occasione che ci viene data da quel progetto, si vede il cuore, l'Europa firma i prodotti dei suoi territori, che è un'occasione, che è una programmazione che parte da lontano. Questo è l'ultimo progetto di un triennio che si chiude appunto quest'anno, e quindi l'ultima azione da farsi. Ripartirà dall'anno prossimo per i futuri 3 anni, quindi attraverso la regia del centro servizio per i piccoli di Ferrara, che è il cuore pulsante di questa azione, ma attraverso un partenariato di una decina di consorzi a indicazione geografica dell'Emilia Romagna e del Veneto, insieme con dei consorzi tedeschi, francesi e spagnoli. Quindi è un progetto europeo che si ripeterà con l'impegno, attraverso di questo, di creare le migliori condizioni. Dicono che la pubblicità è la migliore arma per il commercio. Noi stiamo soffrendo, credo che queste azioni possano essere significative anche per creare una maggiore conoscenza. Quindi l'azione si fa a un certo livello attraverso anche queste modalità, si va a coinvolgere attraverso altri progetti la scuola, no? In questo caso che abbiamo in corso d'opera un progetto, a suo tempo abbiamo sottoscritto anche degli impegni con il consorzio di Chioggia per attivarsi, per creare le migliori condizioni di fare rete, e quindi è un processo, un camminare, un passo dopo passo per creare delle condizioni per dare un senso a una storia che è partita 100 anni fa, che hanno individuato, abbiamo creato i nostri papà, il mio insieme con tanti altri papà che partivano da Chioggia, andavano a Venezia, e a Venezia hanno preso, dico in prestito, la socca della radice. La signora prima aveva tagliato, no? da un radicchio pseudo di Castelfranco è nata una palla, perché noi abbiamo la bora, la sabbia si sarebbe intrufolata dentro se fosse stato aperto, quindi anno dopo anno, con una selezione massale, è nato questo prodotto, che ci viene imitato, ovviamente ci viene imitato, perché è un grande business, il rosso piace, e quindi si impazza con i prodotti ibridi, gli F1, e si creano le condizioni. Però il radicio vero, il radicio deciosa, è quello ottenuto col seme autoprodotto dai produttori. E io spero che questo elemento che ci distingue possa essere sempre più rimarcato, e che finalmente si capisca nel nostro territorio che questo processo è ineludibile. O vai a creare una massificazione verso gli altri prodotti, oppure il distinguo è quello che ti premia. Io avrei finito, grazie.
Grazie al Presidente. Del resto che il radicchio come quello di Chioggia non possa essere ottenuto altrove è scritto già nel suo nome, perché il marchio d'origine IGP che ha ottenuto lo lega indissolubilmente a questo territorio, perché come giustamente ci spiegava il Presidente, le sue caratteristiche, la sua stessa forma si devono anche al fatto che nasca e cresca qui in questa terra, che ha delle proprietà uniche che non possono essere ripetute e riprodotte altrove. Marchio d'origine che, ricordiamo, viene riconosciuto dall'Unione Europea nel caso del radicchio di Chioggia, risaliamo al 2008 e subito dopo è nato anche il consorzio di tutela. IGP significa indicazione geografica protetta e rappresenta proprio questo connubio, un prodotto e una zona che può essere una regione, un'area territoriale o un paese, come nel caso del radicchio di Chioggia. Ma tra Chioggia e l'Europa ci sono altre istituzioni nel mezzo, una di queste con cui è molto importante collaborare, è molto importante l'attenzione di questo ente, sto parlando della Regione Veneto. Regione Veneto in cui, grazie anche alle recenti elezioni che hanno portato ad un rinnovo del Consiglio regionale, questa città è ben rappresentata perché ci sono 3 consiglieri di Chioggia, ne abbiamo uno che rappresenta un po' anche i colleghi quest'oggi, Marco Dolfin, che quindi invito qui con noi, così credo ci porterà anche i saluti dell'assessore Federico Canera che non ha potuto essere con noi, appunto come diceva il Presidente. Abbiamo? Sì, prego. Sì, grazie, buonasera. Questo non l'hai perso. Sì, controlliamo soltanto un attimo che il microfono sia acceso, forse dobbiamo avvicinarci, sì. Siamo più vicini. Io buon pomeriggio a tutti, gli ospiti benvenuti a questa kermesse, soprattutto al Presidente del Consorzio Giuseppe Palo, che ancora una volta ha dimostrato con questa iniziativa di tenere alto il valore del territorio, il lavoro sul territorio, la terra nostra, ma soprattutto portare avanti una tematica come quella dell'agricoltura che è funzionale oggigiorno ancora di più, diciamo, in un momento di difficoltà oggettiva. E io mi limito a portare i saluti, questa mattina mi sono sentito i miei personali, ma soprattutto della Regione, che questa mattina mi sono sentito con l'assessore Caner, l'assessore Federico Caner, che ha la delega in questa diciamo così, 11ª legislatura che porta con sé anche la delega all'agricoltura e purtroppo per tutta una serie di avvenimenti e di fasi anche di bilancio che la prossima settimana la Regione sarà impegnata H24, purtroppo non ha potuto appunto essere presente, ma mi ha invitato a portare tutti i saluti e quanto prima sarà a disposizione sia del Presidente che spesso volentieri lo ha invitato appunto all'inizio, e sarà compito mio appunto fare la mia parte anche come membro della terza commissione regione, visto e considerato appunto che si parla in terza commissione anche di agricoltura, del territorio, dell'ambiente e quant'altro. Questo è quanto. Ringrazio di nuovo per ancora una volta dimostrare l'attaccamento del territorio da parte del Presidente e di voler portare avanti appunto delle realtà che ci dimostrano ancora una volta importanti per la nostra realtà territoriale. Grazie a tutti. Grazie al consigliere regionale Marco Dolfin, grazie per la sua presenza qui, grazie per i saluti che ci ha portato, e abbiamo il piacere di avere con noi anche Luca Cenzato, che è il vice direttore generale di Banca Battaglia. Allora invito anche Luca Cenzato a venire qui con noi, magari possiamo dargli questo microfono. Prego. Sì. Beh, allora intanto grazie, buonasera, grazie dell'invito, ringrazio il Presidente Muscolo e chiaramente tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questa prima edizione del premio. E insomma mi sento veramente di iniziare facendo veramente i complimenti a tutti, perché
organizzare queste iniziative non è mai facile, non è mai semplice, sono complesse e come dire, organizzarle e realizzarle in questi momenti, insomma, in quest'anno particolarmente difficile per tutti noi è doppiamente faticoso, quindi bene, complimenti. Dall'altro lato devo dire che insomma, mi piace molto il connubio che è stato, come dire, pensato, quello cioè di abbinare quelli che sono i valori e le caratterizzazioni principali del nostro territorio, quindi parliamo della tradizione orticola di Chioggia, parliamo della tradizione letteraria della Laguna, quindi peraltro devo dire bellissimo il premio, è veramente incredibile le capacità, come diceva il realizzatore prima del suo intervento, insomma ci sono veramente delle qualità e delle competenze specifiche molto molto particolari e apprezzabili nel nostro territorio. Per quanto riguarda invece poi la situazione generale, io credo, ne parlavo prima col Presidente e mi complimentavo con lui perché organizzare impegni e iniziative di questo genere, iniziative di valorizzazione del prodotto del nostro radicchio di Chioggia in un momento come questo significa veramente compiutamente dare valore e dare senso proprio anche all'attività del consorzio, che non solo è di tutela ma proprio di valorizzazione. Quindi bene, questa cosa qui è assolutamente apprezzabile, credo, per tutti quanti noi. Per quanto ci riguarda come Banca Patelina, noi confermiamo assolutamente la nostra presenza sul territorio bloviense, la manteniamo, la confermiamo storicamente con una presenza, credo di poter dire, significativa, importante, con 3 filiali nella città di Chioggia e lo facciamo avendo ben chiaro e presente quali sono poi quelle che rappresentano, se ne parlava prima, lo citava il Presidente Boscolo, i settori, come dire, strutturali della città, si parlava ovviamente dell'orticoltura, si parlava del turismo, si parlava della pesca, ma non solo, il commercio, tutte le attività che, come dire, animano questa città. Peraltro, ecco, passate, colgo l'occasione, visto che il nostro speaker l'aveva, come dire, anticipato, ai noi che oggi ancora una volta, tra virgolette, subito un evento certamente non gradito, quello c'è stata la recente trombataria, insomma, ci tengo a ricordare a tutti, colgo anche questa occasione pubblica. Stiamo tutti quanti noi, come dire, sperimentando queste nuove tecnologie e queste nuove strade, vie di comunicazione, per guardare che la banca ha stanziato un plafond fino a 2 milioni di euro di sostegno, chiaramente per le persone fisiche e per le imprese, come dire, a sostegno e compensazione dei danni subiti. Quindi ci tengo anche a sottolineare tutto questo. Concludo ricordando veramente l'importanza del territorio, del localismo. Noi siamo una banca Patelina, siamo entrati a far parte del credito del gruppo bancario cooperativo ICREA, 4º gruppo nazionale, ma siamo impegnati a mantenere, come dire, la nostra caratterizzazione territoriale e a dare continuità a questa nostra, tra virgolette, missione. Anche noi abbiamo più di 100 anni di storia, superiamo i 120 anni, quindi chiaramente è un impegno non semplice, non ci sono soluzioni uniche, soprattutto in questo momento che siamo tutti colpiti dalla pandemia. Il Presidente prima ricordava i numeri, che sono numeri purtroppo seri, che vanno affrontati, ma credo che insomma il tema della rete, il tema di cercare ciascuno di noi di dare il proprio piccolo grande contributo rimanga fondamentalmente, prima anche saluto anche da parte mia chiaramente le autorità, il consigliere che portava il saluto della regione. Credo quindi che da parte di tutti noi sia importante, come dire, cercare di svolgere al meglio la nostra e di dare il nostro piccolo grande contributo. Quindi la rete, ai noi non dobbiamo banalizzare nemmeno questo, ma insomma cercare di darci responsabilmente di ricoprire il nostro ruolo rimane ancora probabilmente la soluzione migliore per tutti quanti noi. Quindi per quanto riguarda Banca Patelina, grazie ancora per l'invito, grazie per l'opportunità, un saluto e veramente forza, perché questo credo sia la strada migliore per cercare assieme di uscire da questo momento. Grazie ancora.
ringraziamo il vice direttore generale Luca Cenzato e anche Bianca Baltavina per queste iniziative a sostegno della popolazione, grazie davvero. E adesso dobbiamo avvicinarci al momento della premiazione, questo tanto atteso momento, prima edizione. Allora, prima ha annunciato il presidente del consorzio il nome dei premiati, come giusto che sia, da membro della commissione. E allora vogliamo ricordare anche gli altri membri di questa commissione che ha assegnato il premio per l'edizione 2020, che sono Daniele Stecco, assessore all'agricoltura del comune di Chioggia, il presidente della Proloco Marco Donati, che so essere presente, quindi lo salutiamo, e dal responsabile dell'ufficio stampa del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP, Umberto Tiozzo. Facciamo loro anche un applauso per essersi dedicati a questo compito, immagino, non semplice. E dalla commissione sono state individuate anche 3 categorie a cui va l'assegnazione del premio: la categoria cultura, la categoria sport e la categoria dell'economia. Quindi partiamo dalla cultura e dovremmo avere il nostro premiato in collegamento. Allora diamo qualche istante alla nostra regia per instaurare il collegamento. Ecco qui che parte la chiamata. Intanto noi attendiamo, possiamo già annunciare il nome, si tratta di Pierluca Donin, lo abbiamo già sentito prima, il suo nome come premiato per la categoria cultura. Eccolo qui, benvenuto a Pierluca Donin, benvenuto al premio Radicchio De Vero 2020. Diamo qualche istante, indossi gli auricolari. Allora, Pierluca, io mi giro da questa parte perché così Pierluca mi può vedere in camera, anche se sono un po' in ombra, comunque se non altro vede la sagoma. Qui abbiamo anche il presidente del consorzio, se puoi girare un attimo di più, eccolo lì. Abbiamo anche il presidente del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia, Giuseppe Boscolo Paolo. Allora, stavo attendendo proprio di fare la presentazione di Pierluca in modo che fosse presente anche lui, anche se in questo modo a distanza. Pierluca Donin, che riceve il premio Radicchio De Vero per la categoria cultura, in quanto direttore di Arte Ven, ovvero il circuito teatrale del Veneto, e anche presidente di 14 circuiti italiani. Non solo, per essere il regista delle Baruffe in Calle. Baruffe in Calle è uno spettacolo itinerante che quest'anno ha compiuto 24 anni, il cui allestimento richiede la collaborazione di musicisti, di comparse, di barche storiche e soprattutto il coinvolgimento di Chioggia. Ecco, questa è un po' la motivazione, intanto mi siedo così mi può vedere meglio anche il direttore Donin. Allora, abbiamo la fortuna di poterci vedere anche se appunto in questa modalità digitale, diciamo, e quindi ci fa piacere ascoltare le sue riflessioni, il suo parere. Cominciamo con una domanda che vuole essere un po' così, diciamo, anche leggera. Le Baruffe, questo spettacolo ormai diventato veramente celeberrimo, 24 anni di storia, le Baruffe iniziano con il personaggio di Toffolo che, per stuzzicare un po' Checca, offre un pezzo di un ortaggio a Lucietta. Questo ortaggio è la zucca Baruca, giusto? Ecco, allora, domanda, forse anche un po' un suggerimento, una provocazione. Nell'edizione futura, in un'edizione futura, magari quella del 2021 delle Baruffe in Calle, potrebbe essere che l'ortaggio con cui si apre lo spettacolo fosse invece il radicchio di Chioggia? Beh, intanto li saluto tutti. Ho seguito un po' la diretta in auto
Ringrazio Giuseppe e Paolo perché è il grande promotore del radicchio di Chioggia, che è conosciuto dappertutto. Io che giro molto l'Italia lo trovo sempre e sempre lo richiedo, ovviamente rigorosamente crudo. Cambiare l'ortaggio, come dire, tutto si può fare, ovviamente, specialmente in teatro, e specialmente quando ci riapriranno i teatri, perché in questo momento i teatri stanno soffrendo moltissimo, dal 24 di febbraio siamo stati chiusi. Quanto, come dire, alla modifica del copione gordoniano, credo che non se ne avrebbe a male, conoscendo le caratteristiche di questo favoloso ortaggio e questa eccellenza della nostra terra. E come le valute sono un'eccellenza di questa terra, anche il radicchio, insieme agli altri gioielli che abbiamo in questa piccola media comunità. Sono tutti gioielli che sono incastonati in una comunità molto conosciuta al di fuori di Porta Santa Maria, e che io ovviamente porto sempre nel cuore, avendo deciso e voluto fortemente, pur avendo un lavoro che mi porta ad essere sempre in giro, risiedere a Chioggia, e come tornare a casa dove mi a Chioggia non serve da chi. Allora direttore, tanto è un piacere sentire le sue riflessioni, si potrebbe parlare di molte cose anche sulla situazione attuale di difficoltà che vive anche il settore dello spettacolo, il teatro in modo particolare, ma rimaniamo ancora sul nostro tema, che è quello delle baruffe in canne, questa grande creazione che poi ha portato anche all'attribuzione di questo premio, perché è qualcosa di assolutamente particolare, è un connubio di cultura, di turismo, di teatro, ma anche di danza e di musica, di itinerari nella città, è proprio anche questo l'elemento che lo contraddistingue, ma è anche un insieme di gastronomia. Insomma, tutto questo fa sì che le baruffe in canne si pongano anche a tutela del territorio. C'è un valore di tutela in questo spettacolo, perché nella lingua chioggiota, nelle baruffe, scusate, è sedimentata l'immagine di Chioggia e la sua storia legata al folklore, come un po' se le baruffe in canne ci riproponessero una foto di Chioggia, una foto che viene tramandata, ed è in questo quindi che sta il valore della tutela, nel portare avanti la tradizione, una tradizione appunto che è fortemente legata anche al dialetto di Chioggia. È un po' come se fosse gli eredi, no, del compito che vi ha attribuito Goldoni, che infatti stavamo proprio chiamando in causa. È una responsabilità importante, credo, un po' come anche quella del radicchio di Chioggia, la cui coltivazione, ascoltavamo prima, viene gelosamente tramandata di famiglia in famiglia, di generazione in generazione, ormai da quasi 100 anni. Trova che fare questo parallelo, questo collegamento tra il radicchio, prodotto d'eccellenza di Chioggia, e il teatro, in modo particolare la tradizione teatrale chioggiota, sia possibile? Allora, ovviamente c'è un azzardo in tutto questo, non vorrei sfatare un mito, ma Goldoni scrive il baruffe chioggiota in una lingua un po' così inventata, non le scrive in un chiozzotto stretto, anche perché sarebbe stato incomprensibile e probabilmente inutile. Io non ho sentito bene la domanda, ma ho capito che lei ha parlato di tutela, e sulla tutela è importantissimo per noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere in questa parte dell'Italia, in questa terra straordinaria, bagnata dal mare e circondata dalla bellezza. La tutela è importantissima, qualsiasi essa sia. È necessario tutelare, per esempio, una lingua che abbiamo, che è importantissima e che nel giro di una generazione potrebbe andare inesorabilmente perduta, perché io insegno a mia figlia a parlare il ciosotto più stretto possibile, perché anche noi
lo abbiamo certamente perso, termini ormai che non si usano più, pensiamo soltanto alla cultura marinaresca e la cultura anche dell'orticoltura, che ha certamente termini che rischiano di andare persi se non riusciamo a riprodurli e a lasciarli in eredità a un'altra generazione. Certamente abbiamo una grandissima responsabilità in questo, e devo dire che tra l'altro abbiamo visto che c'era il consigliere Bonifin che saluto, e volevo sottolineare quanto aiuto sta dando anche la Regione Veneto in questo momento nella tutela del patrimonio culturale immateriale, che composto appunto da parole scritte in testo, rispetto al rischio che corriamo tutti quanti nel giro di una generazione e mezza, di perdere una lingua ricca di colori, di vocaboli, di modi di dire e di parole che con una sintesi magnifica e perfetta riescono a concepire un intero dialogo. Io credo che il lavoro che non sto facendo solo io, ovviamente, io poi ho avuto il privilegio, la fortuna di portare questo lavoro sul piano diciamo extra italiano, extra europeo, però con questa responsabilità che abbiamo noi siamo in qualche maniera costretti, piacevolmente costretti a aiutare la diffusione di una cultura che va, per esempio, per citare le Baruche, che sono state un concept, un format, come si usa dire adesso, molto azzeccato, che ha messo insieme danza, musica e arte ordinario turistico, ma ha messo insieme anche l'enogastronomia, perché Godoni stesso alla fine chiude la commedia di una grande festa, quindi andiamo tutti a mangiare. E nella loro peccata, appunto, la parte finale è un momento di divertimento collegato al problema gastronomia. Mettere insieme tutte queste cose qua, cultura, linguaggio, territorio, obiettivi, visioni, enogastronomia, tutela del patrimonio artistico, culturale, immateriale, è un bel obiettivo che io mi sono dato per quello che riguarda la mia parte, e che Giuseppe si è dato per quello che riguarda la sua parte, e altri componenti sono stati insieme. Ecco, diciamo che dovremmo fare un po' in questa situazione, perché abbiamo veramente delle eccellenze straordinarie e che in parte riusciamo a far sapere e in parte qualche volta non le vediamo più, perché sono talmente belle che qualche volta le abbiamo davanti agli occhi e non riusciamo più a valutare. Bene, grazie a Pierluca Donin. Allora abbiamo capito che se in questo bellissimo quadro così ricco, che racchiude insieme il territorio, la tradizione, anche un po' la lingua chioggiota, la gastronomia, vedremo comparire anche il radicchio magari in futuro, voi siete testimoni, potremmo dire che l'idea era nata qui oggi durante la cerimonia di consegna del premio Radicchio de Vero. Grazie ancora, complimenti per essere ambasciatore di questa terra con i suoi prodotti a Pierluca Donin. Grazie e buona continuazione, buona ripresa, speriamo. Il premio è vero. Il premio, allora c'è questa consegna simbolica, lo mostriamo in video, allora abbiamo il presidente che si presta. Grazie. Sì, la sua forma. Qui non abbiamo molta luce, ma sicuramente. Quando vieni a ritirarlo ti daremo anche del radicchio da fare crudo, Entrambe le versioni ci saranno, il vero radicchio e il radicchio del vero, tutte e due. Bene, grazie ancora e arrivederci a Pierluca Donin. Ed ora proseguiamo con la categoria sport. Lo avete già sentito, il premiato prescelto dalla commissione è Franco Cerilli. Franco Cerilli, un calciatore, ma anche un esempio importante dentro e fuori il campo. È tuttora un importante riferimento nel mondo del calcio,
Chioggia certamente, ma non solo. Grazie alla sua carriera che lo ha portato lontano, una carriera importante, costellata di successi, costruita tra gli anni 70 e 80 e che lo ha visto indossare la maglia dell'Inter, con la quale moltissimi lo hanno conosciuto in tutta Italia, e poi anche la maglia del Lanerossi Vicenza, in un periodo però particolarissimo e speciale per questa squadra, perché ha raggiunto il secondo posto storico in Serie A ed era il 78, tanto che si usava parlare di questa squadra come del Real Vicenza. Allora, Franco purtroppo è stato colpito, anche se a livello di amicizia, un'amicizia molto profonda, dal lutto di Paolo Rossi. Tutti quanti abbiamo appreso la notizia dal TG ieri sera su Rai 2, molti di noi hanno seguito anche lo speciale su Paolo Rossi, questa figura, un'altra figura di campione dentro e fuori il campo, scusate, e non a caso queste due personalità, forse proprio perché simili, si sono legate nella loro vita con una profondissima amicizia, ed è il motivo appunto per cui Franco proprio non poteva essere con noi quest'oggi, e insomma questo momento di festa, insomma, che vogliamo vivere in maniera di speranza, di coraggio, ecco, cozzava un po' con il sentimento luttuoso che sta vivendo. Con lui sarebbe stato bello fare qualche riflessione magari sul mondo del calcio attuale, per chiederci se quest'oggi non ci sia forse il bisogno di ritornare a parlare più di sport e non di spettacolo in campo, perché oggi le partite hanno anche un ruolo, forse è giusto che lo sa, di intrattenimento. Allora il giocatore è un po' a metà tra il personaggio, anche un personaggio un po' di vita mondana, e invece il professionista, lo sportivo. Sarebbe stato bello avere la testimonianza di Franco Cerilli, ma chissà, sarà con noi certamente in un'altra occasione e sicuramente riceverà il premio. Sicuramente, anzi lo salutiamo da qui, vedrà magari il servizio, vedrà la registrazione, gli mandiamo un grande abbraccio.